Il servizio educativo territoriale è un servizio che opera nei comuni dell'ULSS da circa 20 anni. È iniziato al termine di un progetto obiettivo che i comuni dell'allora ULSS 26 avevano fatto. Quando è partito il progetto pilota che ha fatto partire il primo anno questo servizio, l'abbiamo vissuto tutti con senso di fortissima emozione e di fortissimo impegno. È proprio perché si presentava qualcosa di nuovo, che andava a rompere uno schema del problema-risposta. Era a dire: investiamo la comunità, i propri bisogni, dei propri problemi e cerchiamo insieme di dare delle risposte. Partire comunque con un sogno, con un ideale forte, ma poi comunque confrontarsi con la realtà, con i problemi reali, che è un po' il ruolo dell'educatore. Quindi entrare in territori dove non esisteva assolutamente niente. Non c'era un centro giovani, non c'era un centro aperto, non c'erano i centri estivi del comune, quasi da nessuna parte, non c'erano delle occasioni di formazione con i genitori, con i ragazzi, dei progetti, non c'era neanche un appoggio, non ti potevi neanche rivolgere a un collega di un altro comune perché anche lui si trovava nella stessa situazione, cioè non è che era tutto un po' da inventare però non solo col piano ideale ma col piano concreto dove ognuno si doveva trovare. Sono 37 educatori che operano nel territorio e lavorano su varie aree, in particolare su tutta l'area della genitorialità, del sostegno alla genitorialità e poi anche sull'area degli adolescenti, dei minori, quindi con progetti di integrazione del territorio. L'educatore territoriale all'interno delle amministrazioni comunali è una figura tecnica. Per costruire dei progetti sociali, dei progetti educativi, si rivolge alla figura dell'educatore territoriale. Questi progetti quindi richiedono un'attenta valutazione e lettura del territorio, una condivisione di una politica sociale, una politica giovanile che viene espressa proprio in questi progetti, quindi con degli obiettivi specifici, una capacità di scrivere il progetto e di tradurlo quindi in azioni che vadano a incidere proprio quei punti che vogliono essere toccati, quelle situazioni che vogliono essere migliorate. Spesso veniamo identificati nel nostro lavoro con le cose che facciamo, quindi l'educatore è chi fa il centro aperto, chi fa il centro estivo, eccetera. Queste sono occasioni e modalità che scegliamo, quindi un metodo per lavorare sulle relazioni e lavorare quindi in quello che è lo specifico del nostro lavoro. Tuttavia questo specifico a volte può essere definito un po' come l'olio del motore, poco visibile ma che tende a fluidificare e far funzionare bene tutto il resto. La nostra presenza all'interno di un territorio incide in maniera più o meno visibile, ma incide sicuramente nei processi, nella dinamica per cui vengono poi anche realizzate delle cose. L'educatore territoriale è una figura poliedrica che deve saper interpretare vari bisogni che ci sono sul territorio. Bisogni legati alla popolazione di riferimento, ossia giovani, minori, ma anche genitori di minori, e bisogni e necessità dell'amministratore locale che deve in qualche modo applicare la propria visione politica e strategica sul territorio. Un altro ambito, che si può dire un ambito anche storico, diciamo così, è quello del sostegno, diciamo, alle situazioni in difficoltà, ad esempio con gli appoggi educativi, che sono appoggi individualizzati, rivolti essenzialmente a minori e famiglie, nei quali in collaborazione con i colleghi degli assistenti sociali, con altri professionisti che lavorano insieme a noi, si dà una risposta e si tenta di sbloccare una situazione, di favorire il benessere in alcune situazioni che vengono definite particolarmente problematiche. Una delle caratteristiche principali che ci viene affidato e che noi ci teniamo con entusiasmo è quello di tenere un po' i fili, nel senso che quello che succede spesso un po' anche nella presa in carico dei bambini è che ci sono diverse figure che comunque tendono a fare il loro pezzettino e quindi ai servizi socioeducativi del territorio viene chiesto quello di mettere un po' insieme, quindi di rendere più efficace e più fruttuoso l'intervento proprio perché cerchiamo di lavorare tutti nella direzione del benessere. Quindi il lavoro nostro è quello di conoscere l'ambiente in cui vive il bambino e di tessere anche delle relazioni con la rete territoriale che gli sta accanto. Conoscere i gruppi formali e informali che ci sono, conoscere le famiglie, conoscere i bambini anche attraverso i servizi di animazione, i servizi ricreativi, il contatto all'interno delle scuole, i servizi di supporto alle famiglie e questo ci dà modo anche di cogliere un po' quelle che sono le emergenze, quelli che sono i bisogni
bisogni, quindi cercare delle strategie, suggerire delle strategie per una presa in carico più efficace. Concretamente i progetti che stiamo portando avanti in questo momento si possono dividere in alcuni ambiti. Un ambito, forse anche il principale, è quello delle famiglie quindi in quest'ambito possiamo trovare dei progetti che hanno a che fare con l'essere genitori, quindi dei progetti di sostegno e di valorizzazione della genitorialità e che contrastano anche le difficoltà, il disagio, che danno strumenti ai genitori per affrontare situazioni critiche. Una cosa interessante, insomma, di questo tipo di progetti di sostegno alla genitorialità è quella di attivare le risorse dei genitori, di riuscire a far sì che a livello educativo i genitori possano alla fine saper rispondere da soli ai problemi e alle problematiche che la società complessa, l'educazione dei figli, le difficoltà di oggi propongono. E spesso ci siamo accorti nel tempo che questi genitori sono poi quelli che portano avanti gruppi particolari, magari diventano i rappresentanti di classe, magari diventano anche referenti di determinate associazioni e diventano loro protagonisti quasi nel territorio, tra di loro creano gruppi ulteriori, trovano gli spazi anche individualmente. Se tu dai un pesce a una persona che ha fame, la sfami per un giorno, ma se tu insegni a questa persona a pescare, la sfami per tutta la vita. Questo è un po' il discorso che abbiamo fatto con questi genitori e con le famiglie nel territorio. L'orientamento attuale è quello proprio di coinvolgere, attivare e aiutare sempre di più le famiglie e creare una comunità attiva dove le persone si aiutino. I progetti che riguardano l'ambito e la fascia giovanile sono progetti di aggregazione, come ad esempio centri di aggregazione giovanile, che diventano il luogo e lo spunto poi per anche una serie di altri progetti, di altre iniziative. Lavorare con i giovani e nei progetti giovani significa lavorare insieme con loro. Non siamo organizzatori di eventi, ma gli eventi o le cose si organizzano insieme a loro, nascono con loro, vengono progettate con loro e realizzate con loro. Noi lavoriamo molto per l'autonomia dei giovani, perché riescano a realizzare un progetto di vita prima ancora di individuarlo, perciò tutte le progettualità legate alla partecipazione attiva, all'autonomia sono nostri progetti, i nostri obiettivi. Sì, qui ci viene proprio in aiuto un termine che è l'empowerment, quindi dare potere a questi giovani. Inizialmente possono essere coinvolti in una serie di attività o anche di costruzione di eventi sul territorio e poi con il tempo vediamo che loro stesso diventano organizzatori di percorsi interessanti anche rivolti all'intera comunità. Mi piace a volte definirci dei piromani, no? Che accendiamo delle micce che tante volte diventano focolai che si autoalimentano, quindi che vanno avanti da soli, altre volte per forza di cose magari si spengono, però l'idea è quella proprio di dare lo stimolo. Altri progetti interessanti che seguiamo e proponiamo sono progetti che riguardano l'aggregazione, quindi centri aperti che sono rivolti sia a bambini della scuola primaria che a ragazzi e ragazzini della scuola secondaria di primo grado. L'animazione e l'aggregazione la facciamo sempre in rete con le altre associazioni, non è l'educatore che parte e si inventa le cose, ma parla, dialoga con la scuola, con le parrocchie, con tutte le associazioni che ci sono, in modo da poter fare cose giuste per quel territorio, perché non tutto è standardizzato, anzi è tutto molto diverso, molto particolare, pensato per quel territorio. Gli educatori del servizio lavorano direttamente all'interno dei 37 comuni convenzionati con la stessa ULSS. Diciamo il fatto che siamo un servizio è un fatto molto importante, per questo permette un passaggio di informazioni tra gli stessi educatori, sia per quanto riguarda finanziamenti di progetti, sia per quanto riguarda altro tipo di cose che si possono fare insieme, molto veloce. In più aiuta anche gli educatori a poter elaborare insieme, quindi trovarsi insieme e avere delle visioni comuni sulle problematiche del territorio e quindi a rispondere con progetti, con servizi molto vicini ai cittadini e alle persone. All'interno dei nostri progetti, in particolare nel comune, lavoriamo in equipe innanzitutto con l'assistente sociale. Si può dire che il nostro servizio è socio-educativo proprio per questo. E mi occupo di minori, famiglie,
e anche anziani, però proprio nell'area minori e famiglie collaboro strettamente con la figura degli educatori professionali territoriali. L'intesa è venuta via via, forse perché ho avuto la possibilità di crescere anche insieme a queste figure professionali. Non ho avuto una difficoltà in questo senso, anzi io devo proprio dire che ho vissuto un senso di completezza, di possibilità di fare delle cose che se no non saremmo riusciti a fare. Insomma. Si occupa dei ragazzi, dei giovani, dei bambini che ci sono all'interno del territorio, gestisce tutta la rete e nonostante questo è disposto ad ascoltare, è disposto ad accogliere tutte le persone che chiedono aiuto. E poi per me l'educatore territoriale è anche un riferimento all'interno del comune. Per esempio, se devo andare in un altro comune, la prima persona che mi viene in mente, il primo contatto più semplice mi sembra l'educatore, perché è il più vicino al territorio rispetto a un assessore, per esempio. Forse noi abbiamo lavorato proprio per il progresso che è un aumento di qualità, che questo tipo di obiettivo è sempre presente in tutte le nostre attività.